Sono appena arrivate notizie bomba dal Napoli. E noi torniamo con un altro emozionante aggiornamento sul nostro amato club. Come sempre, ci impegniamo a fornirvi le informazioni più recenti e rilevanti. Prima di tuffarci in questo elettrizzante argomento, ricordatevi di mettere mi piace al canale e di iscrivervi per non perdervi nessuna novità. Oggi abbiamo un argomento che sta generando grandi aspettative sul futuro del nostro club. Qualcosa di straordinario sta nascendo dietro le quinte del Napoli. Il rinnovo di Alex Meret continua ad essere uno degli argomenti più chiacchierati dietro le quinte del Napoli. Secondo la giornalista Alessandra Vaccaro, c'è una distanza tra le richieste del portiere e del suo entourage e le offerte del club di Aurelio De Laurentiis. Tuttavia, nelle ultime settimane la trattativa è andata avanti e il clima è ora di ottimismo. Vaccaro ha chiarito che Meret non chiede un doppio stipendio, come si era ipotizzato. Attualmente guadagna 1 milione di euro a stagione e ha chiesto un aumento del 20%, che porterebbe il suo stipendio a 1,2 milioni di euro all'anno. Inoltre, Vaccaro ha assicurato che, a prescindere dall'esito della trattativa, non c'è alcuna possibilità che Meret lasci il Napoli a gennaio. Il portiere resterà nella squadra di Antonio Conte almeno fino al termine della stagione. Ora vogliamo sapere da voi, tifosi del Napoli, pensate che Alex Meret meriti questo aumento di stipendio? Considerando la sua importanza per la squadra, il club dovrebbe accettare la sua richiesta per assicurarsi la sua permanenza. Condividete le vostre opinioni nei commenti e non dimenticate di mettere mi piace e di iscrivervi per rimanere aggiornati su tutte le novità del Napoli.